Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Sacrofano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Sacrofano si trova a 260 metri sul livello del mare e conta poco meno di 8.000 abitanti. Non aggiungo altro, a voi Sacrofano! Iniziamo il nostro itinerario a Sacrofano con il sindaco Patrizia Nicolini. Siamo qui nel suo ufficio dove lavora ogni giorno. Allora, ci presenti il comune di Sacrofano. Tanto buongiorno a tutti e benvenuti a Sacrofano. La prima cosa che mi viene in mente è che il nostro paese è a 2 passi da Roma e quindi, lasciata la città con tutte le problematiche, ci si immerge in una natura incontaminata. Questo è il bello del paesaggio che circonda Sacrofano, che sorge alle pendici del Monte Musino. Noi facciamo parte di un'area naturale protetta, il nostro territorio all'83% è nel Parco di Veio. Questo significa non solo aria pura, ma un bosco di una rara bellezza, è un bosco vergine, si chiama la macchia di Sacrofano ed è una macchia mediterranea. Potete trovare percorsi per biciclette, per cavalli, per trekking. Ecco, per cavalli, perché Sacrofano è la terra dei cavalli. Abbiamo più di 20 maneggi sparsi nel nostro territorio. Sono cavalli sia da allevamento, perché abbiamo cominciato come butteri tanto tempo fa, da addestramento, ma soprattutto per fare passeggiate, per un turismo equestre nel verde della natura. Sacrofano è a contatto con la natura, ma non è solo questo. Abbiamo un borgo bellissimo, un borgo intatto, risalente al Medioevo, che accanto alle viuzze, alla piazzetta storica, vanta un campanile medievale con una chiesa con un affresco bellissimo. È la chiesa di San Giovanni ed è stato restaurato anche con contributi del MIBACT. Soprattutto, questo lo sanno pochissimi, abbiamo ancora un ghetto ebraico, o meglio, i resti di un ghetto ebraico, perché ci fu una comunità ebraica dal 1500 per circa 300 anni a Sacrofano e questo fa sì che dopo Venezia, a livello di antichità storica, siamo il secondo ghetto in Italia. Quindi, come vedete, ci sono tante possibilità per venire a trascorrere giornate piacevoli, considerando Sacrofano, così lontano dalla Flaminia e dalla Cassia, un'oasi in cui perdersi in un buon ritiro. Ma che cos'è Sacrofano per lei? Sacrofano per me è amore, questo ci tengo a dirlo, un amore che è cresciuto piano piano con il secondo mandato, è diventato qualcosa che ho nel cuore e perché Sacrofano era la terra dei miei nonni, mio padre ha curato tanti bambini a Sacrofano e quindi adesso ho riscoperto tutto quello che c'è in questa località dove veramente il cuore parla, perché la solidarietà ci accompagna.
E qui abbiamo il gonfalone e abbiamo un gonfalone particolare, no? Sì, abbiamo un gonfalone che, come vedete, raffigura una scrofa, perché Sacrofano in realtà si chiamava Scrofano e si vuole che la leggenda faccia risalire le origini del nome ad una scrofa che in tempo di carestia riuscì scavando a trovare una sorgente che salvò i raccolti, ed è così riproposta nel nostro stemma e nel nostro gonfalone. È un comune vissuto perché anche l'associazionismo è molto vivo. È un associazionismo locale che si fa sentire soprattutto da quando a Sacrofano abbiamo realizzato una biblioteca. Una biblioteca l'abbiamo realizzata nella piazza principale del paese ed è una biblioteca nel senso più moderno del termine. Un luogo di aggregazione, un luogo di incontro per tutta la popolazione che viene unita dalle associazioni che volontariamente si sono messe insieme appunto per dare il meglio della cultura sacrofanese. Poi sentiremo anche il parroco, ma San Biagio unisce un po' tutti. San Biagio unisce tutti perché San Biagio è la chiesa madre, chiamiamola così, dove la popolazione si ritrova nei momenti belli, purtroppo anche nei momenti brutti, però quando c'è un funerale si vede l'anima di Sacrofano perché effettivamente tutti i sacrofanesi si uniscono e poi si unisce soprattutto nella festa dei santi patroni. Comunque anche l'origine è antica perché qui ho visto anche tanti reperti di epoca romana. Allora, io direi che è ancora precedente perché noi abbiamo origini etrusche. Queste origini etrusche sono ancora evidenti nei resti di un antico tempio che era più che altro un edificio di culto che sorge sulla cima del Monte Musino, che è appunto il monte che le citavo prima, ma ancora abbiamo delle vie cave e questo diciamo è molto interessante, dei collegamenti con gli acquedotti di Veio, perché questo faceva parte dell'Ager Beientanum. Sindaco, vedo una foto con il Santo Padre, ma che cosa le sta consegnando? Gli abbiamo consegnato un libro che racchiude la storia di Sacrofano, prezioso per noi perché significava parlare delle nostre radici e della continuità della nostra comunità. Sindaco, vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito a venire a visitare Sacrofano, a 2 passi da Roma. A 2 passi da Roma, se venite a Sacrofano, troverete natura, un borgo meraviglioso, del cibo sano, aria pulita, i sacrofanesi e il resto non ve lo dico, venite a scoprirlo voi stessi. Vi aspettiamo. Grazie Sindaco e noi continuiamo il nostro cammino, adesso andiamo ad incontrare il parroco di Sacrofano. E con il parroco Don Giuseppe Maria Aquilanti andiamo a presentare la comunità cristiana di Sacrofano. Ma la nostra comunità cristiana è una comunità, io direi, innanzitutto sicuramente molto generosa e molto disponibile, una comunità che cerca, no, nella sfida del tempo di coniugare la tradizione, e certamente Sacrofano è un paese ricco di tradizioni, però anche appunto coniugare queste tradizioni con l'annuncio del Vangelo nei tempi che noi viviamo. Io sono qui parroco dal 2019 e in questi anni davvero ho potuto toccare, soprattutto anche nel periodo della pandemia, toccare con mano, dicevo, la generosità delle persone che in tanti modi si sono, in quel momento difficile per tutti, però si sono messe a disposizione di chi era un po' più in difficoltà. Quindi questo aspetto della generosità della nostra comunità lo voglio sottolineare. Però a parte questo anche, dicevo, un desiderio, no, di vivere la fede appunto rimanendo radicati nelle tradizioni, diciamo così, tramandate dai padri, cercando però, ecco, di rendere sempre vivo, sempre nuovo, sempre coinvolgente, no, l'annuncio del Vangelo. Quindi davvero da questo punto di vista c'è molta collaborazione, molta disponibilità. E qui abbiamo delle chiese belle, ad iniziare dalla parrocchiale di San Biagio. Certo.
Questa è la chiesa, diciamo, la chiesa madre, la chiesa principale, quella nella quale insomma noi svolgiamo un po' tutte le celebrazioni più importanti, chiaramente dell'anno liturgico, tutti i funerali, i matrimoni, anche i sacramenti dell'iniziazione cristiana, quindi è un po' il cuore della fede della nostra comunità. Poi abbiamo nel centro storico San Giovanni Battista. Sì, un'altra chiesa molto bella, molto antica, che nel tempo, diciamo, ha un po' visto rallentare l'utilizzo, soprattutto per questioni di comodità, perché San Biagio è molto più comoda anche per le persone magari anziane, per la presenza del parcheggio, mentre San Giovanni, essendo nel borgo antico, è un po', diciamo, più difficile da raggiungere. Però adesso da vari mesi abbiamo ripreso anche lì a celebrare la messa, quindi tutte le domeniche pomeriggio celebriamo la messa nella chiesa di San Giovanni, e devo dire che le persone comunque sono contente di questo, perché al di là della difficoltà, diciamo tra virgolette, logistica, però è una chiesa alla quale molti sono comunque legati, no? Per il fatto che magari i genitori hanno celebrato lì il matrimonio, o comunque lì magari è stato celebrato un 50esimo, un 25esimo, magari il battesimo, ecco, perciò anche questo aspetto, no, dicevo, di richiamare la storia di fede, no, di tante famiglie è comunque importante. Poi la chiesa appunto è molto bella. Poi abbiamo un piccolo santuario dedicato alla Madonna. Sì, che è molto sentito dalla nostra comunità. Io davvero porto un po' nel cuore, no? Un ricordo bellissimo, perché durante il periodo della pandemia eravamo arrivati appunto da poco tempo, sia io che il viceparroco, proprio in quel momento in cui non si poteva uscire, no? Eravamo tutti chiusi nelle case, eccetera, e su idea di alcuni parrocchiani portammo un'immagine della Madonna della Grotta attraverso anche la collaborazione della Protezione Civile per le vie della nostra comunità, e davvero ricordo proprio benissimo, commovente, la scena di tante persone che certamente un po' anche per il periodo che vivevamo, però vedendo passare appunto l'immagine della Madonna che si commuovevano, insomma, no? Che piangevano, facevano il segno della croce, recitavano un'Ave Maria. Infatti noi tanti matrimoni, 25esimi, 50esimi, la gente proprio chiede di celebrarli in questo piccolo santuario, perché ecco, è molto amato dalla nostra comunità, dalla nostra gente. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Ma io credo che riallacciandoci, no, un po' anche alla stagione che la Chiesa italiana vive, questo cammino sinodale, no? Io credo che questo messaggio possa essere attuale anche per noi. Il messaggio e l'invito è quello di unire le forze, no? Di camminare tutti insieme, perché questa è un po' la sfida, credo sia da un punto di vista ecclesiale ma anche civile in un senso più ampio, no? Poter unire le forze, camminare insieme, lavorare insieme per rendere questa comunità una comunità sempre più viva, coinvolgente, no? Sempre più attrattiva, e lo dico soprattutto verso le generazioni più giovani. Quindi questo è il messaggio che mi sento di lanciare, quello dell'unità, della comunione, della corresponsabilità, ecco. Grazie parroco, e noi adesso ci spostiamo per presentare le tipicità di Sacrofano. E con Andrea Cillo andiamo a presentare le tipicità di Sacrofano, e lo facciamo qui all'interno
di un locale storico di Sacrofano. Qui ha girato anche un film Alberto Sordi, sono degli ambienti molto caratteristici, e quindi presentiamo queste tipicità. Lei è un esperto casaro, no? Quindi io inizierei dai formaggi. Grazie. Sì, tutti i prodotti del territorio fatti qui a Sacrofano. Abbiamo i formaggi chiaramente che li produco direttamente io, dalla ricotta apprezzatissima, il pecorino di Sacrofano, lo scrofanum, che ha preso in questi giorni proprio una denominazione comunale, e altre varie particolari produzioni che ho sviluppato in questo periodo. Poi abbiamo il forno storico di Sacrofano con i suoi prodotti. Delle aziende agricole con il miele, abbiamo l'azienda agricola con le verdure, tutte persone che hanno voluto investire il loro sapere qui nel territorio di Sacrofano, nel paese. Continuiamo con i prodotti, le classiche pappardelle al cinghiale, famosissime, viene fatta in autunno una sagra che riscuote tantissimo successo anche da Roma e dai territori vicini. Queste pappardelle sono ancora fatte a mano qui, no? Viene, come si vede, i prodotti vengono fatti con tanto amore e fatti a mano. La pasta, abbiamo anche i ravioli con la ricotta, sempre qui del territorio, la mia ricotta, e gli spinaci. Abbiamo famosissima anche la ciambella di San Nicola, il ciambellone di San Nicola. Anche qui è caratteristico perché i primi di dicembre, alla festa di San Nicola, tutti i bambini la appendono al collo e vanno in chiesa per la benedizione. Le castagnole. Poi abbiamo anche una marmellata di prugne, e qui si usa fare questa crostata enorme proprio, no? Di prugne. È tipica di questo locale fare questa crostata il fine settimana per tutti i commensali, per tutti i clienti. Io vorrei ritornare ancora sui formaggi, perché vedo anche gli altri tipi lì, se li vogliamo presentare. Sì, diciamo che ho fatto varie esperienze anche all'estero e ho appreso delle tecniche particolari che ho cercato di sviluppare e di far apprezzare anche nel territorio. Ho rotto un po' la tradizione di pecorini e caciotte, e quindi mi sono ispirato molto a delle lavorazioni in crosta fiorita, vengono definite così, o crosta lavata, perché vengono massaggiati con delle soluzioni, in questo caso con della birra, e dà della tipicità e degli aromi particolarissimi al prodotto. Poi davanti? Davanti abbiamo delle croste fiorite, delle lavorazioni lattiche, utilizzando il latte del territorio, un latte di pecora, qui è sempre stato terra di pastori, e la produzione ovina e del latte ovino è sempre quella che ha fatto la differenza. Classica anche la bruschetta, no? Visto Le i forni di buon pane. Esattamente, sicuramente non si può aprire un pranzo, una cena senza la bruschetta, proprio tipica, con i pomodorini sempre del territorio e sempre dell'azienda agricola a chilometro zero. Ma che cos'è Sacrofano per lei? Sacrofano è casa. Per me è casa. Ho fatto varie esperienze all'estero e ho fatto vari viaggi, e alla fine sono venuto ad investire quello che avevo appreso all'estero proprio qui a Sacrofano, nel mio paese. Si dice veramente che le origini attirano e tirano. Il paese di Sacrofano, dove sono nato, cresciuto, ho tanti amici, ha fatto sì che tornassi qui ad investire tutto quello che avevo appreso fuori. Quindi sono veramente orgoglioso di dare un contributo al mio territorio, al mio paese, e farlo conoscere il più possibile in tutto il mondo, se vogliamo guardare avanti. Facciamo un invito ai giovani, perché si parla sempre di spopolamento dei piccoli borghi. Ecco, un invito, come ha fatto lei, ad investire nel paese dove si nasce. Sicuramente vanno fatte delle riflessioni. Quello che posso dire per la mia esperienza è di dare
sfogo alla passione che uno ha, sicuramente quella è il motore trainante, e poi di sentirsi a casa, questo aiuta tantissimo, quindi investire sul territorio d'origine e soprattutto di dare anche una riflessione economica. Abbiamo Roma vicinissimo, Sacrofano è veramente Roma Nord, a 2 passi da Roma. Io ho visto che poteva essere un'economia molto valida. Grazie Andrea, e quindi noi continuiamo il nostro itinerario ancora alla scoperta delle altre curiosità di Sacrofano. E chiudiamo la nostra passeggiata a Sacrofano con l'assessore alla cultura, tradizioni e turismo, e qui siamo all'interno di uno dei vanti di Sacrofano, la biblioteca comunale. Sì, siamo nella nostra bellissima biblioteca, che è un presidio culturale aperto da 1 anno e mezzo. In questa biblioteca, oltre a appunto promuovere la lettura quasi tutti i pomeriggi, ma nei fine settimana specialmente, organizziamo a cura sia del comune che delle associazioni di volontariato presenti sul territorio una serie di iniziative che vanno dalla musica al teatro, reading, presentazioni di libri, quindi è molto viva. Diciamo che poi Sacrofano è un paese che vive tutto l'anno e qui ci sono anche tante manifestazioni. Sì, vero. Come assessore alle tradizioni mi fa piacere ricordarne alcune. Di tipo religioso abbiamo la festa dei Santi Patroni con il suggestivo rito del Santo con lo scambio dei festaroli. Abbiamo la festa di San Nicola che c'è il 6 dicembre di ogni anno, che è una festa molto sentita dalle famiglie e dai bambini. San Nicola, Santa Claus si festeggia in tutta Europa, però a Sacrofano ha una particolarità questa festa, che i bambini partecipano alla processione, alla messa con un ciambellone, un fiocco rosso legato al collo. È una bellissima tradizione che si tramanda da più di 200 anni. Altre feste, diciamo, importanti, molto sentite, una è il Palio della Stella, che si tiene ogni anno a settembre. Sacrofano diventa un paese medievale dove le 7 contrade e i cavalieri delle 7 contrade si sfidano in questa gara a cavallo, in un bellissimo posto, un prato molto bello fuori Sacrofano, lanciando, diciamo, la sfida con la lancia, appunto, e dovranno prendere gli anelli e le stelle. Vince la contrada che appunto prende più stelle e più anelli in minor tempo possibile. Poi abbiamo comunque le tradizioni che continuano anche in tanti laboratori e negozi storici. Sì, abbiamo parecchie attività artigianali, storiche e anche artistiche. È presente qui a Sacrofano un bellissimo laboratorio di liutaio, c'è un liutaio. Un sellaio che è da circa 50 anni che opera sul nostro territorio, e al borgo, al centro storico, abbiamo 2 laboratori di ceramica e di prodotti artistici, quindi quadri, pittura e mosaico. Non poteva non esserci un sellaio, visto
i tanti maneggi e la tradizione del cavallo qui. Sì, Sacrofano infatti è terra di cavalli, quindi è legato a tutto quello che è la tradizione. Ci sono molti centri ippici, passeggiate a cavallo e anche l'artigianato è legato comunque a questo nostro bellissimo cavallo. Poi c'è da dire che abbiamo anche tantissimi percorsi dedicati alle biciclette. Sì, Sacrofano è molto adatto a sviluppare il turismo lento, e quindi tutto quello che è legato al turismo lento, quindi la camminata, biciclette, cavallo, e abbiamo molti percorsi bellissimi a livello ambientale sul territorio. Uno è quello di Montemusino, c'è il percorso di Santa Maria della Valle, si presta molto per questo tipo di attività. Una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti, ma che cos'è Sacrofano per lei? Beh, Sacrofano per me che ci sono nata è la mia vita, le mie radici, tutta la storia che mi raccontavano i miei nonni, i miei genitori, quindi sono le mie radici, ecco. Vogliamo chiudere con un invito ai nostri telespettatori a farli venire qui a Sacrofano? Invitiamo tutti a Sacrofano perché qui si passano delle bellissime giornate all'aria aperta, nel verde. Siamo il polmone verde di Roma Capitale perché siamo vicinissimi a Roma, si mangia bene, abbiamo dei prodotti enogastronomici e dei ristoranti dove appunto si mangia benissimo. Invitiamo tutti e vi aspettiamo. Grazie, quindi Sacrofano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Sacrofano, ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!